Oggi giornata mondiale del rifugiato, torneo di calcetto qui a Santa Elisabetta, insieme alle tante iniziative che l'associazione Cometa organizza per l'occasione. Sì, quest'anno stiamo celebrando la giornata mondiale del rifugiato che ha quale tematica la pace e l'inclusione in un clima internazionale ovviamente non dei migliori, dove appunto si respirano delle tensioni molto forti che appunto si spera possano essere risolte nel più breve tempo possibile. Mi riferisco ai conflitti ucraino-russo e anche al conflitto israelo-palestinese e ormai anche il fronte libanese, dove evidentemente si sono fatti veramente dei grandi passi indietro rispetto a determinati equilibri che si erano raggiunti qualche decennio fa. E la tematica appunto del rifugiato comunque deve restare sempre una tematica sulla quale non bisogna mai perdere la centralità, perché ovviamente chi scappa da situazioni di guerra scappa non per propria volontà. Le situazioni di guerra, come stiamo vedendo, non sono poi così lontane anche dal nostro paese, per cui ogni tanto bisogna forse soffermarsi veramente a ragionare su cosa significa appunto essere in un paese dove i propri diritti non possono essere esercitati e le persone ovviamente scappano per cercare di dare una vita migliore a se stessi e alla propria famiglia. Noi oggi qua siamo anche a Santa Elisabetta, dove organizziamo questo torneo dove giocano i nostri beneficiari dei 3 progetti dei comuni di Comitini, Racalmuto e Santa Elisabetta, e quest'anno anche vogliamo dedicare questo torneo in memoria di Carmelo Catalano, che è stato un vice sindaco del comune di Santa Elisabetta e che ha dato opportunità al nostro gruppo di lavoro di poterci inserire e avviare questo progetto di accoglienza qui a Santa Elisabetta. Carmelo Catalano è recentemente scomparso, era una figura pubblica molto significativa nel comune di Santa Elisabetta e anche nella provincia di Agrigento, in quanto svolgeva il suo lavoro anche al Tribunale di Agrigento, una persona molto apprezzata che oggi appunto intendiamo ricordare con la consegna di una targa alla famiglia in sua memoria. Le nuove, norma, le nuove normative approvate dall'Unione Europea come diciamo sono più restrittive, più permissive, ecco come vi comporterete in tal senso? Ma diciamo che dal 12 di giugno sono state introdotte delle normative estremamente molto più stringenti e le nazioni appunto dell'Unione Europea hanno stabilito dei regolamenti che diciamo hanno compresso moltissimo il diritto appunto di richiesta di protezione internazionale. Ci sono paesi che diciamo intanto gli stranieri appena arrivano devono permanere per 7 giorni in dei centri di accoglienza dove devono essere appunto eseguiti i rilievi personali e i rilievi biometrici e dunque saranno trattenuti. Dopodiché per coloro i quali che provengono da determinati stati cosiddetti sicuri eh, si aprirà una procedura diciamo accelerata che deve concludersi entro il breve tempo 3 mesi, ma evidentemente siccome questi stati appunto da parte dell'Unione Europea sono considerati come paesi sicuri, le possibilità appunto di ottenere una forma di protezione sono veramente pressoché ridotte a nulla. E tra questi abbiamo appunto il Bangladesh, abbiamo l'India, abbiamo l'Egitto, il Marocco, per cui ecco si spersonalizza un po' la richiesta, non si entra nel merito di ciascuna richiesta, ma se tu sei appunto provieni da questi stati, diciamo quasi non hai speranza. E invece di razionalizzare le cose si razionalizza
si creano appunto delle diverse quasi razze, ecco, la razzializzazione, come viene definita da alcuni giudici. Ecco, evidentemente anche poi i tempi di permanenza presso i centri di permanenza temporanea vengono riportati a 18 mesi, per cui anche lì diciamo, si è fatto un passo notevolmente indietro, anche perché tutto questo porterà, a mio avviso, ad un aumento dei costi sociali enorme sotto diversi profili. Ecco, devo dire anche che sotto il profilo del numero di sbarchi a giugno del 2026 il numero di sbarchi si è notevolmente ridotto rispetto al 2024 e al 2025. Erano 25.000 fino al 2025, anche nel 2024 eravamo verso i 26.000, quest'anno siamo a 13.000 sbarchi, dunque vi è stata una sensibile riduzione degli arrivi, almeno via mare. Ecco, qua poi dobbiamo fare una riflessione un po' tutti e la dobbiamo fare ad alta voce, perché insomma, gli studi di Confindustria ci dicono che in Italia diciamo, ci devono essere all'anno delle unità lavorative aggiuntive di circa 120.000 persone. Qua noi stiamo chiudendo le frontiere, stiamo chiudendo le barriere per motivi di sicurezza, per motivi politici, per motivi di appunto indicazioni governative, però non so se ci stiamo facendo del male da solo, perché evidentemente con i decreti flussi regolari e con questi numeri non abbiamo futuro sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista economico, a mio avviso, per cui occorre fare questo tipo di riflessioni. È facile dire reimigrazione, è facile dire rimandiamoli a casa, ormai è diventato lo slogan del momento, ciclicamente torna la tematica dell'immigrazione come in ogni situazione politica, in vista delle elezioni politiche si fanno sempre questo tipo di ragionamenti, ecco, però a mio avviso sotto questo profilo l'Europa sta facendo un errore di valutazione, soprattutto sotto la prospettiva demografica ed economica. Una targa in ricordo di Carmelo Catalano qui al comune di Santa Elisabetta per quello che ha fatto per l'accoglienza verso i migranti. Sì, oggi celebriamo qui a Santa Elisabetta la giornata mondiale dell'emigrato. Come ogni anno facciamo un torneo di calcetto con i ragazzi del centro e quest'anno abbiamo pensato assieme all'associazione Cometa di donare una targa alla famiglia Catalano in memoria del già vice sindaco Carmelo Catalano, che è stato tra l'altro l'ideatore del centro di seconda accoglienza che abbiamo nel comune di Santa Elisabetta. Una bella iniziativa quella del ricordo di suo padre, che tanto ha fatto per l'accoglienza qui a Santa Elisabetta. Sì, siamo molto contenti, siamo molto soddisfatti. Mio papà è stato lungimirante per la comunità di Santa Elisabetta. Un ringraziamento è doveroso nei confronti di Emilio Agnello, che è stato veramente affettuoso nel voler ricordare mio padre in questa giornata che oggi dedichiamo ai nostri migranti, che sono accolti in maniera veramente meravigliosa dalla nostra comunità e si sentono veramente a casa. Questo è un ottimo lavoro che è stato fatto in questi anni a Santa Elisabetta, che è diventata fiore all'occhiello di tutta la provincia per l'accoglienza.